Benvenuti, oggi siamo a Susa in Piemonte, il gioiello delle Alpi Cozie, custode di 2000 anni di storia. Il borgo antico sorge a 503 metri sul livello del mare e conta circa 6.800 abitanti. Come sempre Borghi d'Italia sarà raccontato dai protagonisti del territorio. Semplicemente iniziamo con la prima cittadina. Susa è una bellissima città che può essere considerata un gioiello delle Alpi Cozie ed è una città che, amiamo dire, custodisce 2000 anni di storia. È posta alla confluenza di due importantissimi valichi, del Moncenisio e del Monginevro, e questa sua posizione geografica, e io dico anche l'accoglienza delle persone che nel corso dei secoli l'hanno abitata, ha fatto sì che diventasse uno scrigno, a nostro modo di vedere, di valenza europea. Peraltro la storia di Susa lega i suoi monumenti e i suoi personaggi sia alla storia italiana sia alla storia europea. I monumenti testimoniano una storia che parte dal periodo celtico, attraversa il periodo romano, ha importanti presenze nel periodo medievale e secolo dopo secolo arriva fino a noi. Amiamo dire che è terra di Recozio, che è punto importantissimo per l'impero romano, che è la prima tappa della lunghissima storia della dinastia Sabauda, perché il matrimonio fra Adelaide di Susa e Oddone di Savoia danno l'avvio a questa lunga e illustre storia, e amiamo anche sempre dire che è centro di spiritualità e di accoglienza. Tutte le chiese e i punti religiosi qualificati, ospitati in città ne sono ovviamente un esempio inconfutabile. Pensando al periodo celtico, l'altare, vicino all'altare troviamo l'arco di Augusto. Vicino all'arco d'Augusto il castello di Adelaide. Questo insieme di beni preziosi rappresenta per noi l'Acropoli e invitiamo i turisti di tutta Italia, ma ci sia permesso d'Europa, a venire a vedere questa meraviglia. Lo stemma richiama un punto importantissimo che è la Porta Savoia, ma ha una scritta: Amor provatus in flammis, l'amore è provato nelle fiamme, riconducibile a un incendio patito da Susa nel 1174, momento in cui la tenacia dei segusini e la loro forza d'animo trovò espressione, e l'importanza ancora si ricorda oggi di quel momento e di quel coraggio.
Susa ha una tradizione religiosa molto forte, è anche sede vescovile. Con il parroco andiamo a conoscere il gioiello del borgo antico, la cattedrale di San Giusto. Siamo nella cattedrale di Susa, dedicata a San Giusto Martire, un monaco benedettino. Questa chiesa si appresta a celebrare i suoi primi 1000 anni di vita. Venne infatti consacrata al culto nel 1027 e venne dedicata a questo martire, testimone della fede benedettino, perché qui siamo in una valle dove la presenza benedettina è proprio antichissima. Dal monastero della Novalesa, alcuni secoli prima, appunto attorno al 1000, venne eretta questa cattedrale, che allora era una chiesa abbaziale, l'abate benedettino, e per molto tempo è rimasta quindi presenza benedettina. Poi nel 1772 venne eretta la diocesi di Susa e diventa da quell'anno cattedrale, chiesa con presenza stabile e permanente di un vescovo, che è vescovo di tutto il territorio della Val di Susa, da Avigliana fino ai confini della Francia, Bardonecchia, Claviers, queste zone più alte. È una chiesa romanica, una chiesa quindi che manifesta un gusto e un'architettura tutta particolare, che ha conosciuto anche momenti complessi, difficili, anche di abbandono, ma che poi è sempre rinata. Il culto più importante che però questa chiesa custodisce, oltre naturalmente a quello del Santo Martire Giusto, è quello della Vergine Madonna del Rocciamelone, la vetta che sovrasta Susa a 3538 metri. Lassù, nel 1358, venne portato un trittico da Bonifacio Rotario che sicuramente rispondeva a un voto che aveva fatto alla Santa Vergine. Allora quella forse era la montagna, almeno nell'orizzonte piemontese, più alta e più accessibile. E da quella data, 1° settembre del 1358, quel trittico è rimasto per molti secoli, fino al 1600 circa, su quella vetta. E qui è nata appunto la devozione popolare che segna in modo particolare la città di Susa, ma con essa tutta la valle, la devozione alla Madonna del Rocciamelone. Le caratteristiche poi della chiesa: è una chiesa a pianta latina, quindi a 3 navate, e un'altra caratteristica importante è qui custodita un'immagine facilmente della Marchesa Adelaide, una statua lignea bella, molto ricca, che è custodita anche qui quasi all'ingresso della chiesa.
Altre caratteristiche: come è formata la comunità segusina, è una comunità complessivamente su tutto il territorio segusino di circa 7.000 abitanti, c'è un gruppo di locali piemontesi di origine, ma poi ha conosciuto immigrazioni anche diverse, quelle venete prima, poi quelle calabresi, ed è una popolazione che quindi custodisce anche la memoria di altri santi, di altri culti, di altre preghiere. È una comunità viva, sufficientemente partecipe alle iniziative che propone la parrocchia. Insomma, Susa merita davvero una visita. Susa è un insieme di arte, cultura, spiritualità, ma conserva anche tante tradizioni. Una delle manifestazioni più importanti è il torneo storico della città di Susa, che ha come personaggio più importante la contessa Adelaide. Siamo qua nel castello ristrutturato della contessa, nella sala delle bifore, dove sono esposti i 25 pali che in tutti questi anni i borghi si sono contesi. Abbiamo qua la figura della contessa Adelaide, del conte Oddone e della sua ancella. La città, nell'ultimo weekend di luglio, viene divisa in 6 borghi. Si contendono i borghi il dipinto. Il sabato ci troviamo tutti in una suggestiva arena illuminata dai lumini dei borghigiani e c'è lo spettacolo in onore della contessa Adelaide. La domenica invece i borghi si sfidano al tiro alla fune, al tiro con l'arco e alla gara del Saracino per poter vincere il palio, dipinto di anno in anno da un importante pittore italiano. Un'altra delle manifestazioni importanti della città di Susa è la Castagna d'Oro. La Castagna d'Oro ha come motto: per meglio conoscerci, amarci ed aiutarci, che è un motto nato ormai 46 anni fa, però attualissimo in questi tempi. Altre manifestazioni organizzate dalla Prosusa sono quelle classiche di una Proloco, per cui la festa dei bimbi a Natale, il Carnevale e la promozione di particolari prodotti tipici della città. Per tutte le altre informazioni possiamo darvi il nostro sito, che è www.prosusa.org. Siamo pronti ad ospitarvi, come siamo pronti ad organizzare insieme a tutte le altre associazioni della città. E tutta Susa è un museo a cielo aperto, ma adesso andiamo a conoscere il museo diocesano.
Museo Diocesano della Valle di Susa è nato nel 2000 e lo scopo è quello di tentare di raccontare agli abitanti, a coloro che visitano questo territorio o transitano attraverso di esso, raccontare la sua storia. Una storia complessa, una storia dinamica, una storia articolata in due grandi dimensioni. Il fatto di essere in una valle alpina porta a pensare all'esclusione, porta a pensare all'immobilità. In realtà questa è una valle che ha sempre avuto diversi valichi e dunque per capire l'arte e la storia della valle occorre pensare a due grandi dimensioni, due grandi polmoni, un polmone locale, alpino, e un polmone europeo, internazionale. Gli oggetti che ci sono in questo museo raccontano entrambi i polmoni. Pensiamo agli affreschi dei mesi dell'anno, realizzato da grandi artisti nel XII secolo. Pensiamo al trittico del Rocciamelone, realizzato nel 1358 da un banchiere e fatto fare da artigiani nella lontana Olanda. Pensiamo alla croce di Carlo Magno, sono tutti oggetti realizzati per conto dell'aristocrazia laica ed ecclesiastica. Accanto ad essi però c'è anche il popolo, c'è la gente, ci sono gli indigeni, ci sono i materiali di queste montagne e quindi la statuaria lignea. La cosa interessante e paradossale, che ha delle ripercussioni anche sulla contemporaneità, è che questi due polmoni, queste due grandi dimensioni, generalmente non sono riusciti a integrarsi e a parlare tra di loro. Gli artisti della valle hanno sempre avuto di fronte a sé il trittico del Rocciamelone, la croce di Carlo Magno, il calice che è stato realizzato a Parigi per conto di una vedova qui di Susa e portato sulla cima del Rocciamelone. Li hanno venerati, li conoscevano, ma non li hanno mai considerati modelli per i loro oggetti d'arte. E questo anche a livello architettonico. Le grandi abbazie come la Sacra di San Michele o l'abbazia di Novalesa non sono mai diventati modelli architettonici per le parrocchiali di questa valle, che hanno sempre percorso un itinerario diverso, parallelo ma mai tangente. Ecco, quindi noi raccontando questa storia vorremmo cercare di capire se per l'oggi e soprattutto per il futuro riusciamo invece a mettere in collegamento questi mondi internazionali e locali per tentare un dialogo che possa essere costruttivo e favorevole per gli abitanti di questa valle. Il Museo Diocesano è stato realizzato nei locali intorno, prospicienti la chiesa della Madonna del Ponte. Questa è stata una scelta voluta per evitare di sradicare totalmente gli oggetti d'arte sacra dal contesto originario, che era un contesto religioso, un contesto liturgico. Ecco perché abbiamo cercato di adattare i vari locali di questo complesso per ospitare gli oggetti, e per tutti gli approfondimenti e ulteriori informazioni potete visitare il nostro sito, che è www.centroculturalediocesano.it.
giunti al momento dei sapori di Susa con le tipicità. Siamo all'interno della bellissima sala delle bifore del castello della contessa Adelaide di Susa. Accanto a me ho la signora Chiapusso e la signora Guglielmetti. Sono due tipiche rappresentanti della borghesia di Susa nel 1800. Perché parlo di Susa del 1800? Perché in tutto il mondo ormai Susa è famosa per la sua focaccia, la focaccia di Susa nata proprio nel 1870. Era un pane semplice, della festa, prodotto dai contadini, ma che ora, grazie ad una particolare lavorazione e ad una famiglia che ormai da 4 generazioni la produce, viene conosciuto ovunque e viene prodotto non solo dei giorni di festa, ma è diventato il cibo di tutti i giorni. Accanto a questa focaccia, e dedicato proprio alla contessa Adelaide, tanto che si chiama Pan della Marchesa, abbiamo proprio questo dolce molto più ricco, che si avvale dei prodotti naturali della terra, ma soprattutto si arricchisce di nocciole, mandorle e sapori infiniti. Accanto vediamo anche dei mieli, che troviamo anche nell'impasto del Pan della Marchesa. I mieli sono caratteristici della nostra zona, una zona ricca di fioritura, soprattutto di acace, ma non dimentichiamo il buonissimo miele di castagne, sì, perché la nostra valle, la nostra conca di Susa, come viene chiamata la nostra zona, è ricca di castagni. Le paste di meliga fatte proprio con la farina di grano turco e accanto abbiamo le buonissime tegole golose, che si rifanno a una ricetta tipica del Piemonte, ai gusti della pesca con gli amaretti. La ricetta è segreta, dovete venire proprio a Susa per gustarle. Ma abbiamo anche le squisite patate di montagna, vero signore? Le patate nostre caratteristiche. E come meglio accompagnare le patate di montagna con tutti questi squisiti insaccati? E non dimentichiamo il nostro prosciuttello, che deve il suo gusto particolare grazie a una sapiente lavorazione e al vento della Valle di Susa. Vicino dei vini. Il nostro sguardo si appoggia su un distillato, il distillato di Genepi, caratteristica pianta della montagna. Ma il nostro sguardo si posa di nuovo sui dolci. Per esempio abbiamo il panfrutto e il dolce di cozio dedicato al re celtico. Ma, signore, è vero che bisogna venire proprio a Susa per gustare tutte queste prelibatezze e per comprendere che tutto ciò è ancora più squisito se assaggiato sul luogo. E vede che vale la pena fermarsi un momentino a Susa, non ma per conoscere i monumenti, per vedere e assaggiare la roba buona, il vino buono e tutto quello che non fai vedere, e conoscere la gente, ma anche per conoscere le nostre montagne, trappigni un po' avanti e andare insieme alle nostre montagne, la seulu di da un che dà una vita a cur avanti e andare da tutti i cantoni. L'Orsiera, il Col delle Finestre, e poi l'Alta Valada, il Frais, il Cumbal che va su a Cimun e alla Madlena, e poi la Punta d'Amben, il Vacarun, il Musnis, e poi tutta la cresta che arriva fino a Rocciamlung. Sì, che una giornata come in cui Rocciamlung è uno spettacolo, e poi giù per la Valada. Fermeve a Susa, sia chi l'abbia voglia di marciare a Piotte, sia chi vuole andare in bici, sia chi arriva in treno, chi vuole andare a fare una bella spasgiata, val veramente la pena fermeve a Susa. Ma il cavada a un inno serché, e un compagno noi aute guide, arvezze. Susa, che anche la Porta d'Italia vi aspetta per rivedere tutte le puntate, potete visitare il nostro sito e ricordate che i borghi d'Italia vanno gustati non solo con gli occhi ma anche e soprattutto con il cuore. Viva l'Italia e ciao!